la decisione spetta ai sardi. Cioè, a chi deve decidere su questa terra? Dobbiamo decidere, noi sì, dobbiamo decidere che noi sì siamo in questo territorio, noi siamo nasciti e noi generiamo ciò che devono nascere. Cioè, ciò che devono nascere in questa terra venendo da noi sì. Sono figli nostri e figli dei figli nostri. Noi vogliamo che si affermi un principio di sovranità, cioè vogliamo essere interpellati come sardi a decidere su questioni di questo tipo, questioni che interessano il nostro futuro. Noi vogliamo affermare con la vittoria del sì l'indisponibilità dei sardi a cedere ulteriori fette del proprio territorio per una nuova imposizione, per una nuova servitù italiana, che tra l'altro non ci serve perché la Sardegna è già energeticamente autosufficiente.